il Ministero a Venezia. Io mi metto anche in rappresentanza e offro il Sant'Artemio come sede ministeriale. Sicuramente nel principio del federalismo e dell'autonomia delle varie realtà territoriali dovrà essere una necessità. Una presa di posizione, quella del presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, che non riesce a celare il malcontento dei leghisti veneti al discorso del leader del Carroccio, Umberto Bossi. Se un ministero, pur senza portafoglio e quindi a budget zero, venisse trasferito a Monza, potrebbe essere trasferito anche in qualsiasi altra città del nord, suggerisce il primo trevigiano, e quindi anche a Treviso. Non aver preso in considerazione il Veneto come sede di un dicastero, secondo il presidente della provincia, è stato un errore. La Brianza è piena di mafia, purtroppo. Dovevamo anche andare lì. La possibilità di trasferire un ministero in Lombardia, come annunciato ieri dal palco di Pontida, risulta un boccone quanto mai indigesto per i leghisti veneti. Politici costretti a giustificare ai propri elettori la scelta di spostare dal Lazio alla Lombardia alcuni ministeri senza che questi vengano equamente spalmati nelle regioni del nord. Noi siamo all'interno del partito federalista che è la Lega Nord, molto probabilmente non avranno tenuto conto dell'aspetto del Veneto. Il Veneto rappresenta una grande forza all'interno della Lega con migliaia di militanti, con migliaia di voti, ma soprattutto con centinaia di amministrazioni. Parole quelle di Muraro che lasciano trasparire tutto l'imbarazzo dell'establishment leghista in un momento chiave per il futuro del partito.